Buonasera, sono Loris Palmerini e vi devo dare una notizia. Le elezioni regionali del Veneto, ma anche di altre regioni, sono praticamente completamente incostituzionali e sono basate con un sistema non democratico. Praticamente hanno messo in piedi un sistema nel quale ci sono dei baroni praticamente che decidono le liste che si possono presentare in posizione di vantaggio, cioè senza raccogliere le firme, che è un vantaggio enorme. Praticamente le liste esentate dai baroni devono solo presentare la lista dei candidati che decidono l'ultimo giorno e via, sono pronte per correre, mentre gli altri, le liste normali, devono raccogliere migliaia di firme che costa un sacco di soldi, un sacco di fatica e lo devono fare su una lista fissa. Cioè, se praticamente un candidato poi metà strada ti molla, diventa un problema e quindi ci sono difficoltà enormi, tempi lunghissimi, fra l'altro tempi brevissimi per poche settimane, in Veneto perlomeno, e quest'anno c'era anche il Covid e Ferragosto, quindi uno sforzo titanico che veramente possono sostenere pochissimi. In questa tornata del Veneto ci sono 18 liste presentate, solo 3 hanno raccolto le firme con molte complicazioni e quindi sono solo 3 i candidati su 10 presidenti che hanno fatto questo sforzo, cioè sono autorizzati dagli elettori, gli altri sono autorizzati dai baroni, no? Il bollino di esenzione. Dite, chi sono questi baroni? I baroni sono i capigruppo del Consiglio regionale e anche altri soggetti, quindi praticamente lo capisce anche un bambino che un sistema del genere è veramente contrario al principio della parità d'accesso che è scritto nella legge. È come se ci fosse una gara dove c'è chi va in bicicletta e gli altri vanno invece con le pietre a piedi, con le pietre sulle spalle. E poi guardate che non è che queste liste che si candidano senza firme sono partiti storici, sono quasi tutte tutte nuove, liste che non si sono mai presentate alle elezioni e quindi non c'è senso nel fatto che vengano esentate perché non fanno parte di un partito già presentato, praticamente hanno questa esenzione, questo vantaggio solo perché lo decide un barone, anche rispetto alle altre liste nuove, quindi praticamente poi anche il barone stesso ovviamente se ne avvantaggia perché naturalmente poi si candiderà con queste liste correndo in posizione di vantaggio e questa cosa è illegale perché la legge statale, non quella della regione, quella dello Stato, dice che questo rende ineleggibili. Quando una legge, cioè non si può essere eletti, solo che poi loro hanno fatto il sistema che l'ineleggibilità se la decidono loro, no? Quando una nuova lista, se per caso viene fuori una nuova lista che non obbedisce al sistema dei baroni e si raccoglie le firme e ci riesce, guarda caso ci sono questi fenomeni, i baroni esentano dalle firme, concedono l'esenzione a una o più liste nuove che di fatto confondono il lettore con l'originale e così il nuovo arrivato è destinato a stare sotto il 3%. No, non è che basta questa cosa qui, che il sistema è molto più marcio, talmente marcio e ingiusto che non ci sono nemmeno proprio le regole minime per chiamare le elezioni. Per esempio, la legge statale del 68 evita questi magheggi degli ultimi giorni con 46 giorni di cessazione anticipata dalle funzioni degli eletti vecchi, no? E questo invece non è stato rispettato. I baroni hanno dato le esenzioni quando la legge diceva che avevano già cessato le funzioni. E poi c'è un'altra cosa, la legge dello Stato, quella quadro del sistema elettorale, che è del 2004, ha il principio di evitare le incrostazioni di potere con il limite di 2 mandati per il presidente, 2 mandati consecutivi, al terzo devi andare a casa. Questa maggioranza del Veneto ha creduto di superare questo principio del 2004 della legge statale con una legge regionale del 2012 e praticamente ci stanno tentando perché c'è Zaia candidato. In Veneto è diventato uno stato indipendente, Zaia è così simpatico e protetto da poter fare il padrone del Veneto come fece Galan, il Veneto è Zaia, la vale la legge in Veneto? Ma ancora la legge statale ed internazionale tutela le minoranze linguistiche. Sapete, le minoranze linguistiche sono riconosciute per legge e anche in Veneto ci sono delle minoranze linguistiche e praticamente la legge internazionale dice che devono essere tutelati in modo da evitare che vengano assimilate forzatamente senza avere uno spazio.
Io personalmente ho chiesto, in rappresentanza di un ente, da tempo di mettere nelle leggi elettorali del Veneto le tutele delle minoranze. L'ho chiesto alla Giunta e anche al Consiglio regionale, nulla, non c'è niente da fare. In questa tornata elettorale 2020 cimbri, friulani, ladini e veneti non hanno alcuna tutela, che invece c'è al di là dei confini regionali, sia da una parte che dall'altra. E in più la lingua veneta, che tante parole hanno speso perché l'avrebbero riconosciuta qua e là, non è ancora riconosciuta, promesse che fanno da decenni. E la Giunta, ancora più grave, nel 2018 ha lasciato che l'avvocato Bertolissi, sul mandato della Giunta, lasciasse cancellare senza opporsi la legge che riconosceva i veneti e i diritti di minoranza nazionale. Avrebbero semplicemente dovuto dire che c'era una discriminazione e la legge si salvava, e invece la realtà è che il pugno duro sui veneti sta bene a Roma, ed è il pugno duro del governatore, che è comodo a Roma. Siamo in un sistema di potere con alcuni baroni che di fatto controllano la democrazia, la partecipazione alle elezioni, che di fatto condizionano l'elettore e negano i diritti fondamentali. Il silenzio su queste tematiche, lo capite anche da soli, i media non parlano di questo, e questa è già la dimostrazione che il sistema è marcio, e lo è da molto tempo, perché sono cose talmente incredibili. Come cittadino, mi sono presentato alle elezioni come candidato alla regione con la lista Venezia per l'autogoverno, però anche come cittadino non posso e non potevo stare zitto di fronte a queste cose che ho trovato nel frattempo che ci candidavamo. Alcune le sapevo già, e però poi sapete, bisogna trovare anche il tempo di studiare le leggi, e quindi io però ho deciso di non stare zitto, di non fare il complice come gli esentati, e quindi ho presentato ricorso al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, e l'udienza è fissata per giovedì prossimo, qui il 25. Il 27 alle ore 12, però non venite perché non si può entrare, c'è poco posto perché c'è il Covid, dicono che c'è questo Covid. Allora, praticamente con questo ricorso, come cittadino, chiedo di riportare la legalità in queste presunte elezioni regionali, escludendo le liste esentate, tutte, e quelli che non possono essere rieletti. Mi sembra il minimo, cioè la parità di condizioni. Come candidato di Venezia per l'autogoverno, come candidato, siamo stati esclusi, ma rivendichiamo di aver diritto di partecipare come rappresentanti delle minoranze linguistiche. Però se non si accetta e allo stesso tempo si fanno correre le liste esentate, allora anche noi chiediamo di essere esentati, perché altrimenti non c'è più parità di condizioni. Però abbiamo chiesto l'esclusione di queste liste, quindi se poi verranno escluse tutte le liste esentate, vabbè, ce ne faremo una ragione e staremo a casa anche noi. L'importante è che questo sistema dei baroni non ci sia mai più. Ecco, ho presentato un ricorso che chiede questo, chiede il riconoscimento dei diritti umani, l'ho chiesto da candidato, ma anche da cittadino elettore. Quindi vediamo se il TAR pensa che ci sia in Veneto un re intoccabile dei baroni che non debbono correre nel rispetto delle leggi dello Stato e della parità. Penso e spero che il TAR non possa permettersi un affronto di questo genere alla democrazia. Adesso io chiedo però anche a te, che hai visto questo video, ti ringrazio di fare qualcosa per la democrazia, e siccome devi superare l'omertà, dobbiamo superare l'omertà, fai girare questo video in modo che la gente sappia. Se non te lo fanno condividere perché ci sono troppe condivisioni, condividi il sito www.venexie.org, che è il sito di Venezia per l'autogoverno. Ti ringrazio, tanti auguri, perché si tratta delle regole fondamentali per tutti. Sperate che io abbia ragione.